leggono solo gli annunci funebri sui quotidiani. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 29 maggio, sono le 7.33 e prima di tutto un colossale augurio di buon compleanno a uno dei più mitici ascoltatori della nostra radio, da Radio Padania Libera a Radio Libertà a quel che sarà, perché duriamo un mese e poi si vedrà cosa succede. E quindi auguri di buon compleanno al mitico, straordinario Ermanno da Cassano d'Adda, il nostro fedelissimo ascoltatore da tempi immemorabili, che ormai è fuori tempo, è un guerriero celtico, ma rimane nel mito e nella storia. Auguri Ermanno e buona giornata a tutti. In secondo luogo, si ribalta una houseboat sul Lago Maggiore, 3 morti, è la bella notizia con cui apre la prima pagina l'agenzia ANSA di questa mattina. L'imbarcazione è stata sorpresa da una tempesta e da una tromba d'aria mentre a bordo era in corso una festa di compleanno. 20 persone portate in salvo, nessuna grave. Stamattina anche a Milano una tempesta d'acqua incredibile, mentre Erdogan vince ancora, ma ora il sultano è meno forte, se lo dice l'ANSA ci crediamo tutti. Le congratulazioni di Biden, Zelensky e Macron. Kılıçdaroğlu si ferma al 47,9%, la Turchia è divisa. Il Milan torna in Champions con Giroud, battuta la Juve, 1-0, i bianconeri salutano lo stadium con una sconfitta, una lunga lettera alla Rai chiude che tempo che fa. Fabio Fazio ringrazia, saluti e baci, Littizzetto Serra da Milano su TV e Politica, eccetera, eccetera, cioè tutte le belle cose solite italiane. La strage di Piazza della Loggia, 49 anni fa, l'ANSA ripropone le foto storiche della strage a Brescia, affluenza in lieve calo, centrosinistra che prova la rimonta, scrive l'agenzia ANSA che in testa porta i risultati, la diretta delle elezioni comunali 2023, i risultati del primo turno naturalmente, vedremo il secondo quest'oggi. Affluenza in lieve calo, appunto, la partita è su 7 capoluoghi, ma si guarda anche alla Sicilia, mentre l'ambasciata iraniana a Roma monta una telecamera su una forca. Convocare l'ambasciatore è un atto intimidatorio, scrive l'agenzia ANSA parlando di una richiesta del Partito Democratico. L'ambasciata iraniana a Roma ha montato una telecamera sopra una forca. Si tratta di un'intimidazione contro chi manifesta fuori dall'ambasciata. Il governo italiano non tolleri questo sfregio, si faccia sentire con parole inequivocabili, denuncia il PD attraverso Lia Quartapelle, vicepresidente PD in Commissione Esteri alla Camera dei Deputati. Mentre 10 morti sulle strade italiane, in Umbria 4 giovanissimi, urne aperte anche in Spagna per elezioni regionali e comunali, chiusura dei seggi alle ore 20. Una chiazza verde fosforescente è comparsa sul Canal Grande a Venezia. Nessuna rivendicazione del fatto, indaga la polizia locale. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un liquido tracciante. Ha parlato il Papa, tante guerre, è incredibile il male che fa l'uomo. L'omelia di Pentecoste, la divisione è il diavolo, ma lo spirito è capace di risolvere questi problemi. Franca Rame, non solo attrice, a 10 anni dalla morte. Roglic vince il Giro d'Italia, Roglic credo si pronunci così, la tappa di Roma a Cavendish, un giorno spettacolare. Anche il presidente della Repubblica Italiana Mattarella ai fori per la premiazione. Poi Salvini sulle riforme, non toccherei il ruolo del capo dello Stato, dice il segretario della Lega, vice premier e ministro Salvini. Tajani dice la sua, sul PNRR utilizzeremo tutti i fondi del PNRR con le giuste modifiche. Per quanto concerne
Matteo Salvini nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia a Trento, organizzato dal gruppo Sole 24 Ore Trentino Marketing. Non toccherei il ruolo del Presidente della Repubblica, dice Salvini. Darei ai cittadini la possibilità di indicare direttamente una maggioranza e chi la guiderà, prevedendo che non possano esserci ribaltoni nell'ambito della stessa legislatura. Quando si tratta di mettere mano alla Costituzione, ovviamente c'è da andarci cauti, dice Salvini. Se sarà scelta un premierato, se sarà la scelta di un premierato, di un presidenzialismo, di un semipresidenzialismo, di una sfiducia costruttiva, è un dibattito stimolante ed accademico. Poi arriverà il Parlamento sovrano e deciderà, dice Salvini. Se a questo si aggiungono gli enti locali che potranno gestire meglio alcune competenze, mi sembra, dice ancora Salvini, che sia un perfetto mix. L'indicazione direttamente da parte dei cittadini di un presidente del Consiglio, senza ribaltoni o cambi di maggioranza, è qualcosa che potrebbe garantire stabilità e un valore aggiunto fondamentale. Tutti i paesi hanno contestazioni da parte della Commissione europea, ha invece detto l'altro vice premier Tajani sulla questione del PNRR. Sono convinto che per quanto riguarda la terza tranche del PNRR sia ancora questione di poco. Se poi ci dovesse essere l'esclusione di una piccola parte, l'Italia farà la sua osservazione, eccetera, eccetera, bla bla bla. Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, Rimini antipasto d'estate, primi bagni, gente in spiaggia, alleanze e fiamma tricolore, Fratelli d'Italia smentisce il ritiro dal logo della fiamma tricolore. Tema per le europee, ma per Donzelli e Tajani non è in agenda. Una pioggia di droni su Kiev, resta il giallo di Lukashenko. La gente sui balconi della capitale ucraina insulta Putin durante gli attacchi. E ancora in primo piano, sempre sulla questione PNRR, asili nido e PNRR, €1 investito torna 13 volte, dice l'economista Rinaldi. Non è un tema per mamme, cruciale il PIL e la natalità. Ogni euro investito in servizi per l'infanzia torna indietro allo Stato, 2 con 4 giovani morti e un altro in grave del tragico, questo non c'entra niente, l'ANSA ha fatto tutto un mistone, scusate ma lo sto leggendo in diretta. Costruire asili nido non è un tema per mamma e papà, è fondamentale per il prodotto interno lordo, dice l'economista Azzurra Rinaldi, non Antonio Maria. Valditara, il professore Valditara è ministro dell'istruzione, si occupa del piano casa per i docenti e stipendi più alti, dice il ministro dell'istruzione. Vediamo un po' meglio, dobbiamo cercare di trovare le risorse per valorizzare gli stipendi di tutti i docenti e occorre trovare incentivi, valorizzare gli stipendi. Tradotto significherà aumentarli, presumo. Comunque occorre trovare incentivi per le aree più disagiate o di frontiera affinché non ci sia la fuga di docenti. Penso anche a un piano casa per pubblici dipendenti e in particolare per gli insegnanti, ha detto il ministro Valditara alla scuola di formazione politica della Lega a Milano. Quando leggo che ci sono 17.000 insegnanti in fuga dalla Lombardia, sono dati che emergono con evidenza, ma i nostri del Ministero sono ancora più drammatici. In alcune zone c'è una scopertura del 32% di docenti. Piano casa e stipendi più alti, dice il ministro Valditara. Con ciò abbiamo bene o male visto la prima pagina dell'agenzia ANSA. Cos'è che facciamo adesso? Diamo un'occhiata rapida anche alla DN Kronos, così per non farci mancare nulla. In prima pagina c'è la Turchia, Erdogan vince di nuovo le elezioni, il popolo si è affidato a noi, Fazio che lascia la RAI, un dolore inenarrabile, addio dopo 40 anni bellissimi, 40 anni si è fatto questo qua, a fior di soldoni esagerati, comunali 2023, ballottaggi, primo turno in Sicilia e Sardegna, si vota fino alle 15. Lago Maggiore si ribatte imbarcazione, Juve-Milan l'abbiamo già vista e poi l'alluvione in Emilia-Romagna, parla ancora Salvini, il commissario, prima si fa, meglio è. Incidente nel poligono di Aviano, ferito gravemente il marito della viceministra leghista Gava, il colonnello dei carabinieri Antonio Di Bari, colpito alla gamba da uno sparo accidentale che gli ha lesionato un'arteria. Ricoverato in terapia intensiva il marito della viceministra leghista Vannia Gava, sottoposto a un lungo intervento. Con ciò lasciamo anche
la prima pagina dell'ADN Kronos e andiamo a vedere pure l'Agi, poi vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi. 3 morti e un disperso nel naufragio sul Lago Maggiore tra Lisanza ed Ormelletto, sponda piemontese. Una barca turistica si è ribaltata ed è colata a picco. A bordo 24 persone che festeggiavano un compleanno. Poi i ballottaggi, l'affluenza in calo, alle 23 era del 37 qualcosa per cento, la festa in strada per la vittoria di Erdogan, il Giro d'Italia a Roglic, l'Emilia Romagna resta l'allerta rossa in molte zone, scontro sul commissario. Le persone sposate tradiscono e non si pentono, ci racconta l'agenzia Agi. Resta l'amore per i coniugi, ma circa la metà ha dichiarato di non avere attività sessuale con il proprio partner. Questo l'agenzia dell'ENI lo mette in primo piano. Alla fiera di Francoforte Riccardo Francolevi si dimette dopo le polemiche sul figlio, il posto del figlio, Rovelli, il fisico, parla, non parla perché ha attaccato il governo e compagnia cantante. Trovato l'accordo tra Biden e McCarthy sul tetto del debito negli Stati Uniti. L'intesa, primo passo per evitare il caos economico, dovrebbe riflettere le richieste iniziali dei repubblicani e indica al Congresso il percorso per scongiurare una crisi fiscale. Ci facciamo 2 risate adesso con la prima pagina di Dagospia, forse, chi lo sa, Dago Report, un pezzullo tutto fatto da Dagospia medesima. Su che cosa? Su Valerio Carocci, il principe rosso sul pisello, niente po' di meno, ripieno di arroganza come un bignè. Il capataz del cinema America Troisi occupa coattamente per 6 ore il Campidoglio, strillando e telefonando alla qualunque. Dal sindaco Gualtieri a Elly Schlein, fino a quando è intervenuta la Digos. Sic, punto esclamativo, scrive la nostra Dagospia. Il Pischello pretende 300.000 euro dal comune. È la stessa cuccagna che veniva generosamente erogata fino alla scorsa stagione dalla regione Lazio, in virtù della stretta amicizia del Carocci, il principe rosso, con il presidente del Lazio Zingaretti. Perfino Fratelli d'Italia solidarizza con il sindaco Gualtieri. Da questa vicenda si evince amaramente, fa notare il partito del premier Giorgia Meloni, che per ragionare col Comune di Roma e ottenere ciò che si vuole basta andare in Campidoglio e occuparlo. Magari anche con la telefonata di sostegno di un leader di partito. Politica, soldi, litigi, l'altra faccia del principe rosso. Poi c'è l'orgasmo prostatico, se non lo conoscete sperimentatelo, così sentenziò un noto attore: avevo voglia di un orgasmo prostatico prima di fare un botto. Di quale botto si tratta? Chi è quell'ex parlamentare poi maldestro, noto per le sue scorribande amorose che convolerà a giuste nozze? Ma che cacchio ce ne frega? E poi ancora in primo piano, cosa c'è di interessante? Mara Venier, i ben pensanti di sinistra attaccano lei e la cantante Arisa, tutta rifatta, per aver elogiato la Meloni, tanto che a Domenica In la cantante ha dovuto spiegare. È un momento un po' del cazzo, ha detto testualmente la signorina cantante Arisa, signora ormai perché ha una certa età. C'è stato un grosso fraintendimento dopo la mia intervista con Peter Gomez, non mi aspettavo che mi venissero fatte determinate domande. Non voglio risultare una traditrice, insomma è una questione molto interessante, è interessantissima. Il sultano rimane sul trono, Erdogan ha vinto ancora le elezioni e poi chi se ne frega. Andiamo a vedere le altre cose, la prima pagina intanto dei quotidiani di oggi. Partiamo come di consueto, se c'è un consueto. Ma nulla sarà più come prima dopo questo mese di maggio. Radio Libertà se ne va da qualche altra parte che ancora non si sa. Staremo a vedere. Qui viviamo giorno per giorno e tiramma campana è una parola grossa perché non abbiamo più neanche un euro per la carta igienica, ma vedremo cosa succederà in questo fantastico mese di maggio. Corriere della Sera apre la sua prima pagina con la lite sul PNRR. Bestia, come si vede grosso, se lo state vedendo sullo schermo. L'Europa apre all'Italia, l'opposizione attacca, l'Unione Europea parla di dialogo con Roma, Tajani dice non perderemo i fondi. Per quanto concerne il reddito di cittadinanza, le domande sono scese del 25%, oggi si chiudono i ballottaggi nelle città, l'affluenza è in calo. La Turchia sceglie Erdogan, Milena Gabanelli e Gianni Santucci nel loro data room parlano dei treni, i pendolari, quotidiani ostaggi dei treni che di arrivare in orario non ne vogliono sapere. Cosa c'è dietro? È l'ottima domanda. Convogli diesel, il 43% con più di 15 anni, binario unico, così ogni giorno 700.000 lavoratori rifiutano di salirci
sui bellissimi treni italiani. La tromba d'aria sul Lago Maggiore, la barca si ribalta, morti e dispersi. In 21 si sono salvati a nuoto. Il Mattarella che stringe la mano al Roglic, il vincitore del Giro d'Italia. Roma ha ospitato la tappa conclusiva. Vedi Roma e poi muori. La chiazza verde nel Canal Grande a Venezia, all'improvviso, verde fluo, fluorescente, ipotesi liquido tracciante, e poi c'è il per sempre ottimo, l'ottimo a vita Walter Veltroni, il mio Antonio ucciso per errore. Antonio Leandri fu ucciso per errore dai terroristi dei NAR nel 79 a Roma. Racconta la fidanzata, non mi hanno mai chiesto scusa. Caro Manzoni, scrive invece il nostro Alessandro D'Avenia, il nostro insegnante e scrittore preferito dalla prima pagina del Corriere della Sera, preferito da chi? Non importa. Ultimo banco è la sua rubrica del lunedì. Caro Manzoni, ti scrivo durante le ore di tema dei miei ragazzi. Mi è venuto in mente di farlo perché mentre lavorano sto leggendo un libro che racconta la tua vita, caro Manzoni. Il libro si intitola Il cuore è un guazzabuglio, una delle frasi dei Promessi Sposi mitologiche. Scritto da Eleonora Mazzoni, codesto libro, ma mi incuriosisce anche La correttrice, un altro libro di Emanuela Fontana. Ieri sera ho letto il divertente volume Paper Manzoni, con una storia ispirata alla tua biografia, seguita dai Promessi Sposi, fumetto che avevo letto da bambino. È il tuo anniversario. A 150 anni dalla morte essere ancora così vivo non è da tutti. Ha detto delle cose memorabili il presidente Mattarella su Alessandro Manzoni a Milano. Memorabili, ma sempre diciamo molto caute, molto banali, molto luogo comune. Il Manzoni vede al centro di tutto la persona, non i gruppi etnici. Voi fate memoria se nei Manzoni e nei Promessi Sposi c'era questione di gruppi etnici, no? Nella storia raccontata, ambientata nel 600, raccontata nell'800 da Manzoni, la storia dei gruppi etnici non c'è neanche da lontano, però il Mattarella ce l'ha cacciata dentro a forza perché doveva sottolineare che insomma c'è pur sempre un governo che rischia di essere pericolosamente fascista, quindi bisogna cacciarci dentro i gruppi etnici anche nella storia dei Promessi Sposi. Storia della colonna infame ha citato il capo dello Stato, dicendo, diciamo, da par suo che i pregiudizi vanno sconfitti. Poi in realtà uno legge la storia della colonna infame ed è una critica alla funzione della magistratura e del giudice, spietata, terribile e attualissima. Ma siccome il presidente è presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ciechi, sordi e muti, zitto anche lui, cieco, sordo e muto, CSM, anche il Presidente della Repubblica, zitti. La storia della colonna infame va raccontata solo dicendo che è una roba contro i pregiudizi del popolo. Il popolo è pieno di pregiudizi, non bisogna averne. Invece è un spietato libello contro i giudici, contro determinati giudici che vogliono trovare i colpevoli a tutti i costi e che si ingannano e mettono in carcere innocenti come gli untori. Comunque è tutto un altro discorso. Il Manzoni è sempre un grande. È il tuo anniversario, scrive Alessandro D'Avenia. Bisogna tenere d'occhio l'orologio perché il tempo è prezioso, sono le 7:50. Comunque andiamo un pochino avanti, dai. A 150 anni dalla morte tu sei ancora vivo, scrive Alessandro D'Avenia ad Alessandro Manzoni. Hai lottato 20 anni per creare il tuo capolavoro, mentre i miei studenti in sole 3 ore devono rispondere a questa traccia impossibile. Perché sono venuto al mondo? Una traccia di un tema per gli studenti. A un certo punto in classe ho sentito il silenzio, rarissimo, è quello che gli umani fanno quando sono impegnati in grandi creazioni e resta loro solo il respiro. Stanno infatti ingaggiando la lotta con una di quelle domande che qualcuno ha definito irrispondibili, le uniche che ci fanno respirare di più e crescere. Infatti affrontandole testa e cuore si rompono, come accade alle fibre muscolari dopo esercizi impegnativi. Proprio questo le rinnova e accresce. Anche tu, segnato più volte dal dolore, caro Manzoni, avevi una domanda irrispondibile che campeggia dalla prima all'ultima pagina del tuo libro. Prima pagina. La storia si può definire, ultima, il sugo di tutta la storia. La domanda è: cosa guida la storia? Il caso, gli uomini o Dio? Domanda irrispondibile da capolavoro. La tua risposta? E andiamo a pagina 23 per il seguito dell'articolo di Alessandro D'Avenia in prima pagina
sul Corriere della Sera. La risposta di Manzoni: ti confesso che noi due ci siamo amati tardi. A scuola siamo un po' rapsodico, il pezzo è scritto un po' così, a salti e bocconi, ma comunque a scuola era stato impossibile a colpi di schede sui personaggi amare Manzoni perché ti facevano un paiolo così, riassunti dei capitoli, paura delle interrogazioni. A 15 anni l'entusiasmo della lettura si spense, anzi quest'estate a me mi viene in mente facciamo una bella lettura integrale dei Promessi Sposi, altro che rassegna stampa, rotture di balle su cacchiate varie. Una bella lettura dei Promessi Sposi, dal primo all'ultimo capitolo, compresa la storia della colonna infame, ovviamente, che non è un di più, è un appendice, un complemento, anzi, del romanzo dei Promessi Sposi. Non è una cosa attaccata là, è un completamento di tutta l'opera precedente. Ce la leggiamo insieme quest'estate, sarà un'estate meravigliosa. Ci siamo ritrovati però nella stagione degli amori, l'estate precedente, l'anno scolastico in cui avrei letto il tuo romanzo con la mia prima classe di superiori. Si è un po' incasinato oggi il ragazzo qua, Alessandro D'Avegna, il professor D'Avegna, ma insomma, andiamo al dunque, vediamo il sugo della storia, appunto. Non potevo più scappare e l'ho letto integralmente, I Promessi Sposi, con una gioia che non credevo possibile, che da allora si rinnova a ogni rilettura. La tua storia costringeva il cuore e la mente a rompersi e a crescere. Scoprivo la connessione reale tra piccolo e grande, tra la storia di due semplici innamorati e la storia, con la S maiuscola, di tutti gli uomini. Trovavo nelle tue pagine un effetto farfalla narrativo per cui la storia di Lucia e Renzo fa la storia con la S maiuscola, tutto è connesso in orizzontale e in verticale. La storia, scrive Alessandro D'Avenia, è un campo in cui grano e zizzania, erbaccia che imita la spiga ma è velenosa, crescono insieme, indistinguibili se non al momento del raccolto, un intreccio di male e bene di cui il nostro cuore è l'origine. Nel tuo capolavoro emergono così quei tre tipi di felicità che tutti noi cerchiamo: piacere, tranquillità, vocazione. I primi due, ricerca del piacere e del quieto vivere, hanno rispettivamente in Don Rodrigo e Don Abbondio fulgidi esponenti, antagonisti infatti del terzo tipo, che nasce dalla vocazione che spinge a creare una vita più grande, mai a scapito degli altri. Questa è la felicità cercata con continue cadute da Renzo e Lucia, Cristoforo, l'innominato, Gertrude e da tutti i personaggi inquieti del romanzo. Queste tre felicità creano infatti tre tipi, ma qua balla tutto, qualcosa che succede, sento tutto un casino nelle orecchie e balla tutto quanto. Un attimo solo che vediamo, non lo so, vabbè, sarà così. Allora, queste tre felicità creano infatti tre tipi umani: ingordi annoiati, pigri paurosi, ardenti lottatori. Soltanto il terzo tipo di ricerca mette in movimento. Solo il terzo tipo di ricerca. Don Abbondio non si muove mai da casa, Don Rodrigo solo quando lo stana la peste. Invece Cristoforo, l'innominato, Gertrude non finiscono dove hanno cominciato e Renzo e Lucia devono andar via e accasarsi, paradosso, lontano da casa. Il tuo romanzo rivela la legge della vita. Chi non diventa muore. Per vivere da vivi bisogna rischiare la vita. Nell'ultimo capitolo i due giovani, ormai attempati, ricordano le loro vicende e provano a trarne quello che tu definisci il sugo della storia. Renzo ammette di aver ricevuto una lezione dai guai in cui si è messo e Lucia gli risponde con ironia che lui se li ha cercati, mentre lei ci è finita senza alcuna colpa se non quella di aver voluto amare lui. La risposta alla domanda irrispondibile non è astratta, ma nella relazione dei due protagonisti sposi. Vivere è esporsi al rischio di agire. E la storia la fa la libertà umana, a cui è dato scegliere se cercare il potere o l'amore. Grano e zizzania crescono insieme, sta a ognuno scegliere quale parte del campo coltivare, quella del potere, dominare e usare il mondo e gli altri, e del quieto vivere, che permette al potere di affermarsi, la zizzania che avvelena, o quella dell'ardore del desiderio, il grano che farà pane per altri. Dio, apparentemente assente, lascia la storia in mano agli uomini, dando a ciascuno il tempo e la possibilità di scegliere. Indimenticabile, alla fine di tutta l'avventura, il faccia a faccia di Renzo e Don Rodrigo, privo di sensi, in cui al primo è chiesto di perdonare il nemico, al secondo di chiedere perdono. Cosa succede nel loro cuore tu non lo dici, lo sa solo Dio, ma porti sempre i personaggi su questa soglia, la scelta tra grano e zizzania, verità e menzogna, vita e morte. La storia è la trama di queste scelte, così come tutta la vita, tutta la vicenda è innescata dal capriccio di un uomo, Don Rodrigo, e dalla paura di un altro, Don Abbondio.
Questo sugo, si avvia a concludere Alessandro Dovenia, nella lettera ad Alessandro Manzoni, prima pagina del Corriere della Sera, questo sugo invita generazioni di studenti a confrontarsi ancora con l'enigma dell'essere al mondo. Qual è il mio destino? Farlo. Questo sugo ti è costato 20 anni di lavoro che si sentono in ogni riga. Mentre ti scrivo, guardo i miei studenti chini sulle loro carte e quindi sulla loro carne, immersi in una cultura che, disincarnando corpi e cervelli, li allontana dal peso della libertà, dal rischio di avere e coltivare un destino. Stanno piantando con la penna nel loro cuore il seme di una domanda irrispondibile: perché sono al mondo? Solo così potranno scegliere se essere accesi o spenti, muoversi o restar fermi, essere promessi, che poi vuol dire mandare avanti, e quindi rischiare, come i tuoi sposi, o dimessi, trascurarsi, ritirarsi, essere esclusi. E solo se non baratteranno il loro destino irripetibile col potere o il quieto vivere, potranno essere vivi da vivi e magari anche da morti. Come te, caro Manzoni, che non hai mai rinunciato a cercare risposta a tutto il dolore che ha segnato la tua vita. E lo hai trovato in una coppia di sposi. Grazie, scrive. E conclude Alessandro D'Avenia. Bello, eh? Vi sentite migliori dopo questa bella lettura? Altro che le solite rassegne stampa, il PNRR, Tajani, Salvini, la Meloni, il Mattarella, tutte quelle robe lì. A pagina 3, peraltro, ce l'abbiamo il Tajani. Avremo tutti i fondi, scrive il Corriere della Sera riassumendo l'opinione del ministro Tajani, vice premier sui PNRR, la fuga dal reddito di cittadinanza, i ballottaggi nelle città e giusto appunto le parole di Matteo Salvini. Ma prima c'è anche Pionati, che l'hanno dato per leghista, pensate un po', è stato nominato il leghista Pionati, Francesco Pionati, direttore di Radio 1 e dei giornali radio. Annunziata sbaglia ad andarsene, ha usato parole da leader politico, il TG1 attuale, una volta eravamo il riferimento, ora va battuto il declino. Dalla destra nessuna occupazione, è sempre la stessa storia, questo qua era stato messo da De Mita, eccetera, eccetera, adesso è stato nominato dal governo, eccetera. L'ultimo sipario su Fazio in Rai, 40 anni bellissimi, commosso, l'attore Barbareschi che difende le donne e poi appunto Salvini che non toccherebbe il ruolo del capo dello Stato. I paletti di Salvini sulle riforme, scrive il Corriere della Sera. Non toccherei il ruolo del capo dello Stato, dice Matteo Salvini, darei a tutti i cittadini la possibilità di indicare direttamente la maggioranza e chi la guiderà, per garantire che non ci saranno ribaltoni nella legislatura, ha detto ieri il ministro Salvini. L'indicazione diretta da parte dei cittadini di un Presidente del Consiglio, quindi non l'elezione del capo dello Stato, ma del Presidente del Consiglio, porterebbe stabilità, un valore importante per i mercati. La maggioranza potrebbe anche cambiare il nome del candidato premier se ci fossero impedimenti, insomma la maggioranza si porta il premier e non viceversa. Questa scelta non sarebbe in contraddizione con l'autonomia regionale, un mandato forte e chiaro per governare 5 anni, l'indicazione diretta del governo e conferire più forza alle regioni per gestire alcune competenze locali. È un ottimo mix, dice Salvini, che rilancia sull'ente provincia. La provincia deve tornare a esistere con tutti gli onori e gli oneri, naturalmente, con competenze e un bilancio, visto che oggi le province non sono in grado di mantenere scuole e strade, che è il loro compito. Intanto il presidente di Confindustria Bonomi ieri ha chiuso il Festival dell'economia da remoto per l'influenza e chiede di fare le riforme che il paese aspetta da 35 anni, eccetera, eccetera. Vediamo un po' se sul Corriere c'è altra roba. Erdogan che vince ancora. Da venditore di ciambelle a camaleonte del potere, crolla invece Sanchez, il socialista in Spagna, trionfo dei popolari a Madrid. Alle amministrative brilla Isabel Díaz Ayuso, senza Vox, l'estrema destra. A Barcellona, sinistra disunita. Mentre ancora sul Corriere della Sera, l'avvocato in aula con ChatGPT che si sbaglia e cita sentenze fasulle. Un legale di New York si è affidato all'intelligenza artificiale. L'avvertimento dell'inventore, prudenza, perché rischiate di fare delle figure piuttosto di palta, diciamo così. Si ferisce al poligono, grave il marito della vice ministra leghista Vania Gava, il colonnello dei carabinieri Antonio Di Bari, marito della vice ministra all'ambiente Gava, è rimasto gravemente ferito in un incidente al poligono sabato di Aviano, poligono di tiro a Pordenone, scuola italiana di tiro pratico di San Martino di Campagna. Il 57enne ufficiale in quel momento si stava addestrando
colpito alla gamba destra, sarebbe stato ferito da uno sparo accidentale. Il proiettile avrebbe poi provocato una ferita anche alla gamba sinistra. Con ciò direi lasciamo sostanzialmente il Corriere della Sera, andiamo a vedere così, giusto per non farci mancare nulla, anche il dorso lombardo e milanese del Corriere della Sera, poi vediamo le altre prime pagine un po' al volo. Comunque andiamo, dicevo, al dorso lombardo, sempre che ci arriviamo, con estrema calma. Il bianco è un colore molto interessante quando compare sullo schermo del computer. Chissà a cosa prelude, alla comparsa di qualcosa o alla scomparsa di tutto. Qualcosa compare, andiamo alla ricerca del dorso lombardo del Corriere della Sera con estrema, grandissima fiducia e con altrettanta calma, pazienza, lungimiranza, prudenza, tutte le virtù per arrivare a pagina esattamente quale? La pagina 1 del dorso milanese di oggi. Assegno a chi fa un figlio nel 23. Attenzione milanesi, fate figli, il bando contro il caro affitti e la denatalità. I fondi saranno versati direttamente al padrone di casa. Il provvedimento cerca di intercettare le due grandi emergenze che affliggono il paese, caro affitti e bassa natalità. E allora cosa ti inventa il sindaco Sala? L'assessore alla casa, Pier Francesco Maran, ha dato il via a un bando per il sostegno all'affitto a chi ha avuto un figlio o lo ha adottato nel corso del 2023. L'aiuto durerà 3 anni per un totale di 9.000 euro a nucleo familiare, 3.000 euro all'anno, 250 euro al mese. Il contributo verrà erogato direttamente ai proprietari dell'alloggio. In totale i fondi a disposizione sono 3,3 milioni di euro. Potranno accedere agli aiuti circa 360 famiglie. Poca roba? Beh, insomma, accontentatevi. Grazie a questa misura potremo offrire un aiuto concreto per tanti nuclei familiari che vivono a Milano, insomma tanti fino a un certo punto, ma comunque per nuclei familiari che vivono a Milano in affitto, dice Maran. C'è poi la questione della trappola degli stagisti, un'indagine della UIL, 50.000 contratti ma sono 70.000, oltre 70.000 stagisti in tutta la regione Lombardia, 11.600 dei quali a Milano contro poco più di 50.000 contratti di apprendistato. Secondo un'indagine della UIL Lombardia è fondato il sospetto che si tratti di lavoro subordinato mascherato da tirocini pagati 500 euro con fondi pubblici regionali ed europei. Un ex stagista racconta doveva essere part-time, ma in realtà era a tempo pieno. All'estero ho trovato un lavoro vero. Poi ci sono le preghiere, le danze, i canti, la festa dei nuovi milanesi, una location non casuale per un appuntamento tradizionale dei nuovi milanesi alla presenza dell'arcivescovo Delpini. La Cascina Grande di Rozzano ha ospitato la festa delle genti, radunando le comunità di cristiani cattolici migranti di tutta la diocesi. Una giornata di preghiere, danze e canti, mentre la prefettura ha chiuso un bar del centro storico legato ai clan mafiosi di 'Ndrangheta, il bar Giorgis Caffè di via Cardinal Federico Borromeo nel cuore della Milano romana. Panzerotto cult è cresciuto di soli 80 centesimi in 20 anni, il panzerotto di Luini, 92 anni il prossimo luglio, una laurea honoris causa dall'Università Internazionale OMLID. Il 92enne Luigi Luini ha cominciato a lavorare a 14 anni e ancora oggi va tutti i giorni in panetteria. Un tempo arrivavo alle 3 del mattino per preparare il primo impasto, racconta il Luini, che è anche un ambrogino d'oro. Adesso me la prendo comoda e apro alle 5. Il negozio era stato acquistato dai genitori nel 1949. I segreti del panzerotto che resiste a 2,80 euro in centro. Le lunghe file di persone, tra cui i cantanti Celentano e Battisti, l'amicizia con Mario Calabresi, scrive il Corriere della Sera sul panzerotto del Luini. Intanto lasciamo il Corriere, andiamo adesso velocemente a vedere anche le altre prime pagine, ma proprio velocemente, poi ci torniamo sopra sui quotidiani. Tutto stamattina è bello lento, sarà la pioggia, qui dentro fa un caldo tropicale, sto sudando, non la camicia l'ho già tolta perché si è bagnata venendo qua, che c'era un battirone terrificante, veniva giù acqua che Zeus la mandava, l'edicola si sta impallando, per cui andiamo alla grande, ma non importa perché tanto la rassegna stampa la fate voi, da qui in avanti la farete sempre più voi, amiche e amici all'ascolto, perché è giusto, perché la democrazia, perché il popolo, la partecipazione, riscopriamo una vena autentica di questa radio che quest'anno
tira le cuoia, forse rinasce in una maniera nuova, forse no, vedremo cosa succede, però in ogni caso siamo arrivati al capolinea. Con Maggio a Radio Libertà è arrivata al capolinea in attesa di una nuova fulgida ripartenza, cosa che non fa l'edicola in questo momento, per cui siamo impantanati qua. Musica, maestro, metti su un po' di musica. Federico Borsari, come sempre, eccellente fra gli ottimi in regia. Qua andiamo sul ricercato, ma tutta questa bella cascata di note l'ha concepita, ideata e realizzata un personaggio che sicuramente non conoscerete. Io non ne ho mai sentito parlare, ma il nostro ottimo ed eccellente fra gli ottimi Federico Borsari lo ha recuperato dal calendario musicale. Stiamo parlando niente po' di meno che, rullo di tamburi, Frederick Septimus Kelly. Mi ripeto, Frederick Septimus Kelly. Nasceva oggi, 29 maggio 1881, a Sydney, in Australia. Compositore, pianista, noto per la musica da camera, partecipò anche ai Giochi Olimpici in quanto era atleta non male, strinse amicizia con figure importanti della sua epoca, fu un rematore, remava che Dio la mandava. Il buon Frederick Septimus Kelly vinsero la medaglia d'oro. Kelly fu il primo atleta olimpico a essere insignito della medaglia d'oro al valore per il coraggio. Perché? Perché salvò un compagno di squadra che stava annegando durante una tempesta. Come compositore ha tratto spunto di Debussy, approccio, diremmo impressionista e romantico, niente po' di me. Sentiamolo ancora un po', Frederick Septimus Kelly, perché non è che tutte le anzi, questa è l'unica radio al mondo che alle ore 8:09, di un giorno peraltro mai accaduto nella storia dell'umanità, perché oggi è un giorno eccezionale, è il 29 maggio 2023, pensate, non è mai accaduto che ci fosse un 29 maggio 2023. È accaduto proprio oggi. Siete testimoni di un evento spettacolare, eccezionale, e in questa giornata eccezionale state ascoltando un autore che in nessuna parte del mondo in questo momento nessuno sta ascoltando. Frederick Septimus Kelly. Eh sì, te lo immagini con la tuba, la marsina, eccetera, in quel tempo che faceva stamattina, in un diluvio d'acqua davanti a un dirupo, a un precipizio infinito, con questa musica romantica che porta davanti a tragedie e ricomposizioni mirabili della tragedia in sintesi superiori. Straordinario Frederick Septimus Kelly, l'abbiamo scoperto stamattina, ma è già entrato nella galleria del mito. In prima pagina sul Fatto Quotidiano vediamo un po' cosa ci racconta il sempre eccellente Marco Travaglio. Stasera a Report, per Cambia Musica, 6.000 euro al mese alla lobbista per parlare col ministro Urso. E se non è Report è il Fatto Quotidiano. Se è il Fatto Quotidiano più Report avete un bel mix che è quello solito, classico. Il Fatto Quotidiano parla di Report trae spunto dal Fatto Quotidiano e tutti e due trovano dello zozzo anche dove non c'è. Carmen Zizza, un bel nome, interessante cognome, che richiama doti femminili neanche troppo nascoste talora, è di casa al ministero, ma non risulta sul sito. Questa signora Carmen Zizza è protagonista di Report. Ex direttore generale all'autostrada Serravalle, condannata in primo grado, Ciumbia, per spese pazze, licenziata. La fedelissima del ministro, questa signora Zizza, e scusate se è poco, ha ottenuto la lauta consulenza da ST Microelectronics partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Voi capite che io non ho capito un tubo di dove stia lo scandalo, comunque vediamo a pagina 2 se ci capisco di più, per mio fallo naturalmente. 6.000 euro a Zizza, lobbista condannata per parlare a Urso. Largo agli amici, l'ex zarina delle autostrade milanesi, questa signora, Carmen Zizza,
Finita nei guai per le spese pazze, licenziata, ora è di casa al Ministero Made in Italy e consulente di STM, partecipata al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 6.000 euro li ha presi lei, ho capito, ha preso 6.000 euro per permettere a qualcuno che li ha sborsati di parlare a Urso. Pensate che per parlare con Urso bisogna cacciare 6.000 euro. Questa è la vera notizia, è interessante. È un uomo importante il ministro del Made in Italy, se bisogna cacciare 6.000 euro per parlare con lui, ma siccome lo dice Report e lo riporta il Fatto, io ci avrei qualche dubbio. Vedremo cosa spunterà da questo ennesimo scandalo italico. L'inchiesta con la testata Mediapart, guerra in Ucraina, le voci dei pacifisti che sfidano lo zar Putin, gli esiliati russi contrari al conflitto e poi l'alluvione e il malgoverno che si accompagna all'alluvione, come sempre, come da copione. Decreto sparito con i fondi, il condono bocciato dal Senato, i tecnici contro il salva evasori di contributi, scrive il Fatto in prima pagina, il che è piuttosto criptico, perché cosa vi ci capite voi da un titolo così? Alluvione, virgola. Decreto legge sparito con i fondi, il condono bocciato dal Senato. Malgoverno, i tecnici contro il salva evasori di contributi. Avete capito di che cosa si tratta? Io no, per cui non mi voglia andare a pagina 3. Mentre Erdogan rivince in Turchia, il governatore di Belgorod, e scusate anche questo qui se è poco, rivela americani e polacchi fra i sabotatori entrati in Russia. Guerra mondiale sempre più vicina, scrive il Fatto Quotidiano. E poi sul Fatto Economico, Mittal, volano gli stracci, il governo mollerà l'Ilva, il socio privato Mittal ostacola l'avvio della decarbonizzazione dell'Ilva, scontro con Bernabé mentre aumenta l'uso della cassa integrazione. Così il governo rischia di far spegnere l'impianto. Poi Don Milani era solo dei suoi poveri, la Chiesa lo trattò da eretico, scrive Tommaso Montanari da par suo, ma era un profeta. Il sindaco di Bologna Lepore, senza popolo il PD e senza futuro. La sorella di Giorgia Meloni, nomine, tessere, liste, le mani di Arianna Meloni su Fratelli d'Italia, scrive il Fatto Quotidiano, che con sommo piacere lasciamo per andare al Giornale, sempre tenendo conto che l'edicola stamattina funziona con la carbonella, per cui prima di ricaricare la prima pagina tieni pronto Frederick Septimus Kelly che ci porta romanticamente sull'orlo dell'abisso. Intanto il Giornale in prima pagina mette intanto il PNRR. Sono stati smentiti i gufi del PNRR. Caso chiuso, il governo fissa le tappe, modifiche entro agosto, da Bruxelles tutti i soldi previsti. Anche Tajani è ottimista. Mentre gli sbarchi non si fermano, sono già arrivati in Italia 47.000 migranti, spiega il Giornale. E ancora i vademecum degli ultra dell'accoglienza, numeri di telefono, avvocati, gli spiegano come invaderci. Alarm Phone dispensa informazioni per raggiungere le coste italiane. Faremo pressioni perché vengano a salvarvi, dice la ONG in questione. Fazio delira, Fazio inteso come il conduttore televisivo strapagato per 40 anni, duetto tra Fazio e Da Milano, Marco Da Milano, durante l'ultima puntata di Che tempo che fa. La differenza fra Italia e Turchia è che qui ci sono i giornalisti che raccontano quello che il potere non vuole, dice Da Milano, si presume parlando di sé e di Fazio. La Sempert, come diceva il Manzoni quando parlava privatamente con i suoi amici, perché Manzoni, al di là del fatto che ha creato il romanzo in lingua italiana, si è risciacquato i panni in Arno, eccetera, eccetera, parlava o francese o milanese, dicono in privato, quindi italiano poco, italiano scritto, ottimamente peraltro, meraviglioso, padre della lingua italiana, della patria e tutto il resto, però in milanese, e parlava in milanesco, ante l'era de parlu o cui amis. L'area liberale trascurata all'epoca della destra, questo è un pezzo molto interessante, a pagina 8 del Giornale, ma a pagina 2 e 3 c'è sta roba degli immigrati che continuano ad arrivare in Italia. L'Italia è il bel paese. Gli sbarchi ormai sfiorano quota 50.000, si va verso un record negativo siglato 7 anni fa dai governi di sinistra, solo che adesso governa la destra. Allora il premier Renzi accettò l'invasione per farsi perdonare dall'Europa lo scostamento di bilancio. Oggi pesano il caos in Tunisia, l'avanzata islamista in Africa occidentale, le coste con la brodo in Libia, la crisi NATO-Russia che limita il pattugliamento del Mar Mediterraneo. Ci sono anche i legali per gli scafisti, gli aiuti a chi parte, eccetera.
Vediamo anche la prima pagina, niente po' di meno che del Quotidiano Nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino. Ci andiamo subito, un attimo soltanto, perché qua bisogna essere cauti, bisogna essere prudenti, bisogna aspettare, ed eccola qui, comparire nella sua magnificenza la prima pagina del Giorno, Nazione, Resto del Carlino. I primi 6 miliardi contro il dissesto, è il titolo d'apertura. L'Europa pronta a stanziare i fondi per il Po, ma potranno essere usati per progetti strutturali e non per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna. Sul commissario Salvini accelera, prima si fa, meglio è. E apre al generale Figliuolo, che torna buono anche per questa emergenza. Da Ligabue a Elodie, non so chi sia costei, pare una cantante se non ho capito male, tante stelle al concertone benefico. E in primo piano c'è anche la strage di giovani, Alessio e gli altri, in Umbria, tra sabato e domenica, in 2 incidenti hanno perso la vita in 4, di cui 2 ragazzine minorenni, un quinto in coma. Altre 3 vittime in uno schianto a Foggia, 30 in Italia nel fine settimana. La maggior parte giovanissime. Non è sopravvissuto a un incidente nemmeno Alessio Gigli, campione di motociclismo di 25 anni. Poi c'è il discorso di Mattarella sull'emergenza, gli incidenti, la tragedia senza fine, le manovre del PD, la sinistra ostaggio dei cliché, i professori, tra piano casa e stipendi. L'insegnamento è diventato una missione, scrive Matteo Massi. Voi insegnanti non siete insegnanti, siete dei missionari ormai, viste le condizioni proibitive nelle quali insegnate in Italia, scrive costui commentando in prima pagina sul Quotidiano Nazionale. I fantasmi di Malpensa, le vite deragliate, dormono sul pavimento. E poi a Milano, trans manganellata, l'attivista e agente, ti chiedo scusa, dice un attivista che fa anche l'agente di polizia locale. Con ciò lasciamo il Giorno e andiamo al Mattino di Napoli? Ci proviamo perlomeno, proviamo ad appropinquarci alla prima pagina de Il Mattino di Napoli, che fatica a comparire. Come tutte le cose della vita, si fa fatica nella vita. La vita non è una passeggiata, non è un affare per signorine, come direbbe Gianni Brera, rimodellato su questioni esistenziali. Comunque, al di là di questo, è arrivato il Mattino. Prima pagina del quotidiano napoletano sul PNRR. Alta tensione con l'Unione Europea, un'intervista a Giulio Tremonti. È necessario che l'Europa si liberi dalla cancel culture, la cultura della cancellazione, della rimozione, della censura. La guerra in Ucraina spingerà l'Europa verso un maggior grado di unità politica. Faremo il superstato europeo in virtù della guerra all'Ucraina. Mio figlio ferito perché sui social siamo famosi. A Napoli, violenza giovanile, parla la madre del 14enne accoltellato secondo le tipiche usanze locali. Parla la madre del 14enne, faccio la guerra a tutti, dice la battagliera femmina napoletana. Ora faccio la guerra a tutti perché i miei figli nessuno li deve toccare. In un video Veronica, 34enne napoletana, madre del 14enne accoltellato l'altra sera, pronuncia parole rabbiose. Dopo lo sfogo, questa influencer, perché adesso uno dice cosa fai nella vita? L'influencer, cioè cosa vuol dire l'influencer tradotto? Che eserciti un potere su una banda di cretini, diciamo così, su una schiera più o meno vasta di deficienti. Questa è più o meno la professione dell'influencer: esercitare una qualche influenza su una consorteria di cretini, mettiamola così. È un bel mestiere comunque, rende anche, pare che si possa vivere facendo questo mestiere qua. Dopo lo sfogo, questa influencer 34enne napoletana incazzata nera, nota per il profilo Very and Sassy, vabbè, da quando insieme al marito si è guadagnata la popolarità tra il pubblico di TikTok, ha rimosso il filmato e prova a giustificare: ero arrabbiata perché i social sono un gioco, non riguardano la vita reale, ma la popolarità scatena anche gelosie e invidie. Per questo mio figlio è stato ferito perché lei e il marituzzo sono famosi su TikTok e sui social. Viva la Repubblica! Andiamo a vedere il Tempo di Roma, del sempre mai abbastanza lodato editore Angelucci, deputato della Lega. Salvaci tu, governo all'opera, ponte contro la mafia. È il titolo d'apertura col virgolettato: Salvini difende il progetto del ponte sullo stretto. Il ponte sullo stretto ha anche una valenza antimafia, darà fastidio solo alle cosche. Questo però è un argomento che andrebbe approfondito, infatti lo faremo. Presto i soldi e costerà meno. Il vice premier sul PNRR
Fitto e Meloni lavorano duro per spendere tutto e bene. No al presidenzialismo, il ruolo del capo dello Stato non va toccato. Andiamo subito, poi c'è anche Musumeci a dire il vero sul commissario per l'emergenza alluvione, non è all'ordine del giorno. Però, dicevamo, il ponte sullo stretto porterà sviluppo e lavoro e darà fastidio alla mafia. Non sarà un favore alla mafia, ma anzi creerà molti problemi alla malavita organizzata. Matteo Salvini scrive: il Tempo di Roma smonta anche l'accusa più pesante che arriva al progetto della costruzione del ponte sullo stretto, quello di essere un'opera sulla quale metteranno le mani mafiosi per investire il denaro sporco, ripulirlo, far lavorare le loro belle aziende edili, eccetera, eccetera. Non è vero niente. Giovedì non abbiamo approvato le nuove piramidi d'Egitto, ha detto Salvini, ma un'opera infrastrutturale come ne stiamo sbloccando a centinaia, ha detto il ministro parlando alla scuola politica della Lega a Milano, a Palazzo Castiglione, stupendo Palazzo Castiglioni peraltro. Un ponte di 3,3 chilometri che unisce Palermo, Roma, Milano, Monaco, Berlino, ma diremmo anche Reykjavik per esagerare un po'. È un ponte, scandisce, e perfino la Groenlandia, perché se tu prendi, no, la Groenlandia no, c'è di mezzo troppo mare ancora, bisognerebbe fare un altro ponte su a nord. Comunque, al di là di questo, un ponte di 3,3 chilometri che unisce Palermo a Berlino. Volendo, uno può effettivamente prendere la macchina da Berlino e se ne può andare fino a Palermo poi quando ci sarà il ponte senza dover imbarcare la macchina da nessuna parte. Volete mettere che è una bella roba, eh? E dà fastidio alla mafia. È un ponte che dà fastidio a tanti, ha detto Salvini, ma io penso che l'infrastruttura che unirà Sicilia, Calabria, Italia, Europa darà fastidio alla mafia perché porterà sviluppo e lavoro vero. L'altra accusa che Salvini respinge è che non ci siano i soldi per realizzarlo. Nella prossima legge di bilancio saranno inseriti i primi fondi per finanziare la costruzione. Relativamente ai costi, i 13 miliardi e mezzo di euro sono la cifra ipotizzata massima di spesa. Comunque conto che si possa anche arrivare con un minor costo. Dopodiché ricordo a quelli che soprattutto a sinistra dicono che il ponte costa troppo, che costerà la metà di quanto sta costando agli italiani il reddito di cittadinanza che non lascia traccia. Poi se vogliamo metterci anche le false pensioni di invalidità, l'evasione fiscale, eccetera, il ponte indubbiamente costa di meno. È un affarone, come direbbe il conte Oliver del gruppo TNT. Per noi siamo quelli che poi noi, ha detto Salvini, siamo quelli che vorrebbero dividere. La sinistra ci accusa di costruire muri, mentre loro vogliono i ponti. Noi gliene facciamo uno bello, e invece no, preferiscono il muro che divide pezzi di Italia. Salvini tranquillizza anche sul fatto che l'Europa erogherà all'Italia la terza tranche dei finanziamenti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il ministro Fitto e la presidente Meloni stanno lavorando duro facendo la spola tra Roma e Bruxelles per avere la tabella di marcia di ogni progetto. Ancora un paio di giorni e avremo la risposta. Il nostro obiettivo è spendere bene, ma soprattutto ogni denaro assegnato. Se poi qualche progetto per tempi tecnici non potrà essere portato a termine entro il 2026, mi pare di buon senso traghettare le risorse su un altro progetto che potrà finire secondo le scadenze. Dal mio ministero passeranno 40 miliardi più 20 miliardi tra PNRR e fondi complementari. Fa 60, la verifica sta andando avanti su ogni punto, stiamo sentendo ogni sindaco, tutti rispettino la tabella di marcia. Il leader della Lega frena invece sul presidenzialismo, ma questo l'abbiamo già visto prima. Raduno di nordafricani il 2 giugno, questa a Peschiera del Garda. L'anno scorso ci furono scontri con la polizia, insulti, molestie sessuali e allarme per il rischio violenze. Dice ancora Salvini, la festa della Repubblica non può essere un'occasione per sfogarsi, deve essere un momento di convivenza sana e civile. E comunque allarme a Peschiera, sul Garda, per un nuovo maxi raduno di immigrati in occasione del 2 giugno. Negli ultimi giorni su TikTok è stato lanciato un appello per replicare l'evento dell'anno scorso intitolato L'Africa a Peschiera del Garda, durante il quale ci furono violenze e disordini. L'obiettivo del raduno era di ritrovarsi a ballare musica trap su una spiaggia libera al confine tra Peschiera e Castelnuovo del Garda, ma la situazione degenerò dopo poche ore. Migliaia di ragazzi, nordafricani soprattutto, scatenarono risse, scontri con la polizia e molestie sessuali. I timori del bis, nelle parole del sindaco del comune di Peschiera del Garda, Orietta Gaiulli, che ha ricordato il rischio che accada quanto è accaduto l'anno scorso. Gaiulli ha annunciato di aver mandato una PEC alle prefetture
e alle questure di Milano, Brescia e Bergamo un paio di settimane fa per sollecitare la loro attenzione per il rischio di ripetersi degli eventi dello scorso anno. Ho chiesto loro ausilio e aiuto, dice la sindaca di Peschiera, per l'Africa, com'è che si intitolava? L'Africa in Italia, questa roba qua, l'Africa a Peschiera del Garda. Calenda straparla e attacca tutti, ma la cosa non credo sia di massimo interesse. E poi l'inflazione invece, che mangerà 10 miliardi alle famiglie nei prossimi 3 anni, sottolinea Il Tempo sulla base di una stima di Confesercenti. Mentre dal Tempo passiamo a Repubblica. La Repubblica apre oggi la sua prima pagina con un virgolettato: giù le mani dai giudici. Il procuratore generale Canale replica dopo l'attacco del governo alla Corte dei Conti: siamo un presidio di democrazia, ma il sottosegretario leghista all'economia Freni rilancia: cambiamo il controllo sulle spese, è meglio l'Europa. Emma Bonino dice: aggredito lo Stato di diritto, Fratelli d'Italia in trincea, la fiamma nel simbolo resta, e Weber, Popolari Europei in missione a Roma. Il controllo del PNRR. Il governo punta a limitare i poteri della Corte dei Conti, affidando i controlli alla Commissione europea. Il leghista Freni dice: meglio l'Europa a controllare i conti italiani. Dall'altra parte invece il governo è irritato da Bruxelles, scrive Repubblica, il capogruppo del PPE Weber arriverà a Roma, eccetera. Cara Rai, ricordati, sei dei cittadini e non dei partiti, dice Michele Serra, che è amico di lunga pezza da lungo tempo di Fabio Fazio, infatti è con lui in treni TV, eccetera, eccetera. Si tengono su tra di loro. La Turchia sceglie di nuovo Erdogan, scrive anche Repubblica in prima pagina. Il Canal Grande Verde è un mistero. E poi sempre meno alunni in 10 anni, chiuse 2600 scuole, e continuerà a chiuderle l'Italia, le scuole, nelle prossime stagioni. È il crack di un paese nei dati elaborati da Tutto Scuola, che da 40 anni monitora il mondo scolastico. A partire dal 2014 sono stati sbarrati i portoni, chiuse cioè, 2621 scuole. Sull'intelligenza artificiale invece spiega uno che se ne intende, Gianni Riotta: serve un regolamento dell'Unione Europea. E con ciò lasciamo la prima pagina di Repubblica, andiamo alla consorella per parte di Agnelli e Elkann, La Stampa di Torino. La Stampa di Torino prima o poi si manifesterà. Abbiate fiducia, adesso state anche voi assistendo sul nostro canale televisivo 252 in diretta sulla nostra app video, eccetera, eccetera, al caricamento della prima pagina della Stampa, che apre come Repubblica: Corte dei Conti, meno poteri, è un attacco alla democrazia, dice il procuratore generale della Corte dei Conti Canale. C'è disagio, noi, dice lui, tuteliamo i cittadini. Il presidente di Confindustria chiede riforme vere. E poi all'antimafia Colosimo è inadeguata. Chiara Colosimo, Fratelli d'Italia, presidente della commissione parlamentare antimafia, lo dice Giancarlo Caselli, storico procuratore di Palermo, eccetera. Il sultano Erdogan, e l'abbiamo già visto. Don Milani, la ministra Roccella, la lezione di civiltà: contestare è legittimo, ma bisogna ascoltare gli altri, ammonisce da par suo Vladimiro Zagrebelski in prima pagina sulla Stampa di Torino. Dopodiché cosa abbiamo? Le comunali, l'affluenza in calo, Meloni piglia tutto nel silenzio di Elly Schlein, sottolinea Alessandro De Angelis. Rossella, la destra vuole una TV di regime, dice l'ex direttore di Panorama, ex amico di Berlusconi, anzi amico ancora per quanto se ne sa, ma comunque Carlo Rossella, storico volto di Mediaset, TG5 e bla bla bla. E ancora in prima pagina sulla Stampa Michela Marzano: la povertà educativa dilaga, legge soltanto il 15% dei ragazzi, già troppo. La generazione dei figli fragili, colpa di noi post-narcisisti, scrive Elena Stancanelli, e già ci siamo annoiati solo nel titolo, figuriamoci nel pezzo. E poi Laura che sta soffrendo, il suo grido va ascoltato, dobbiamo essere grati. Scrive Maria Antonietta Coscioni a Laura Santi, affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla. Con ciò lasciamo la Stampa e andiamo come un solo uomo, pur essendo sempre in due, alla pausa delle 8:30. Dopodiché abbiamo da vedere ancora principalmente la prima pagina della Verità e poi Libero. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Anticiclone delle Azzorre sull'Italia, ma sarà tutto fuorché granitico. Ecco perché anche oggi ci sarà diverso spazio per infiltrazioni instabili foriere di precipitazioni. Clima però estivo. Nella prima parte della giornata diversi rovesci o temporali potranno infatti interessare, seppur a carattere irregolare, le Alpi, le Prealpi e le alte pianure settentrionali, ma anche la dorsale appenninica centro-meridionale e soprattutto il versante tirrenico. Tempo invece in genere buono altrove. Nel pomeriggio sostanzialmente gli stessi settori saranno interessati da un'attività temporalesca ancora più accentuata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. C'è la nostra app per maggiori dettagli. Una buona giornata intanto da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Il 29 maggio non è solo il compleanno del mitico Ermanno, è anche il ricordo della battaglia di Legnano, dove il Barbarossa fu sconfitto dalle truppe della Lega Lombarda, Alberto da Giussano e tutta quella bella roba che avete avuto modo di conoscere in questi decenni di celeberrima Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Il 29 maggio 1176, tra le località di Legnano e Borsano, nell'Alto Milanese, nell'attuale Lombardia, la battaglia fu combattuta tra l'esercito di Barbarossa e le truppe appunto della Lega Lombarda, scontro cruciale nella guerra che il Sacro Romano Impero intraprese per tentare di affermare il suo potere sui comuni del nord Italia, che si allearono in unione militare simbolicamente guidata da Papa Alessandro III, la Lega Lombarda, giusto appunto. La battaglia pose fine alla quinta e ultima discesa in Italia dell'imperatore Federico Barbarossa. Alla battaglia fa riferimento anche il canto degli italiani di Goffredo Mameli e Michele Novaro, l'inno, il bellissimo inno italico, dall'Alpi a Sicilia, dovunque è Legnano, in ricordo della vittoria delle popolazioni italiane su quelle straniere. Legnano è l'unica città, oltre a Roma, a essere citata nell'inno nazionale italiano. A Legnano si svolge dal 1935, nell'ultima domenica di maggio, per commemorare la battaglia, il Palio cittadino. Il 29 maggio è stato scelto anche come festa regionale della Lombardia, quindi quest'oggi celebriamo anche la Lombardia. Data mitica, il 29 maggio del 1176 e da lì in avanti. Andiamo di nuovo però a vedere le prime pagine, eravamo rimasti alla Stampa, vediamo come apre oggi La Verità di Maurizio Belpietro, apre così: all'estero li arrestano, qui li chiamano attivisti. La vera emergenza? Smantellare la violenza green. In Germania, dove i Verdi sono un partito serio, scrive Maurizio Belpietro, il cancelliere Scholz chiama gli scalmanati che bloccano le strade fuori legge. In Olanda la polizia ne ferma 1600 e ne manda a processo 40. Da noi soltanto coccole. Il Canal Grande colorato di verde. Gli ecovandali hanno già degli emuli? E l'altro pezzo in prima pagina è di Francesco Borgonovo. Fazio chiude bottega dimostrando perché è giusto che lo faccia. Sorge, ma solo a tratti, il dubbio che ci credano davvero, poveri loro. A leggere ciò che scrivono, a sentire ciò che dicono, sembrano davvero convinti di essere eroici combattenti per la libertà in lotta contro un regime feroce e oppressivo. Dopodiché a centropagina Salvini approva il ritorno di Figliuolo. Bonaccini vede allontanarsi la poltrona e i soldi di commissario per l'Emilia-Romagna. Il governo è deciso a richiamare il generale dei vaccini. Il leader leghista apre al tecnico Figliuolo. Giusto appunto, Matteo Salvini manda a picco la candidatura di Bonaccini come commissario per la ricostruzione dell'Emilia alluvionata.
Il ministro leghista apre invece all'ex commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. È una persona assolutamente degna. Poi propone il ritorno delle province elette da tutti i cittadini per gestire il territorio e prevenire le emergenze. Intanto la sinistra perde il pelo ma non il vizio della censura, osserva Silvana De Mari. Massimo De Manzoni si occupa del caso di Luca. Abolite l'ordalia del tampone o qui finiremo tutti indagati. Se i genitori di Luca, rigorosamente Novax come tutti i cattivi, sono tentati assassini perché avrebbero rifiutato di far fare il tampone al figlioletto di 4 anni, scrive De Manzoni in prima pagina, un figlioletto ricoverato per tutt'altra patologia, per stabilire se per caso avesse anche il Covid, i medici che senza l'intervento del magistrato si rifiutavano di ricoverare il bambino perché non erano sicuri che non fosse positivo. Che cosa sono? Basta guerre del tampone, ora si torni a curare tutti. A chiudere la prima pagina della Verità di oggi, Mario Giordano, la sua cartolina Cara Ursula, sui soldi, troppi silenzi e misteri, PNRR Ursula von der Leyen, e poi Marcello Veneziani che si occupa dell'epoca dell'inclusione, la nostra, che però taglia fuori gli anziani, tra retorica dell'accoglienza e razzismo anagrafico, scrive Marcello Veneziani, il cui commento volta poi a pagina 13. La tesi di fondo è questa qui: l'era del giovanilismo senza sosta, quella che viviamo noi, cancella chi ormai è solo di intralcio. La retorica untuosa dell'inclusione si arresta davanti ai nostri nonni, che sono i più esclusi e bisognosi. Chi disturba gli orizzonti goderecci e tecnologici, chi non si aggiorna e non fa la movida, va dimenticato. Se il vecchio è il male, scrive ancora a complemento Laura Della Pasqua in un altro articolo. La nostra società detesta gli anziani? Crisi climatica, bomba pensionistica esacerbano i conflitti generazionali e sotto traccia si fa largo l'idea indicibile dell'eutanasia per i non produttivi. È un tema che è affrontato anche in un film, Plan 75, diretto da Kie Hayakawa, dove praticamente si immagina una società che incentiva, dopo i 75 anni, la scomparsa degli anziani. Un film molto discusso, vincitore della Camera d'Or a Cannes nel 2022, di una giovane regista giapponese, Kie Hayakawa, appunto, che mette in scena il lato oscuro del produttivismo sfrenato, una società del futuro che non dà più valore alle persone fuori mercato e in cui il ricambio generazionale passa attraverso la morte. Il film Plan 75, Plan 75, insomma, descrive un Giappone di un non meglio precisato futuro dove il welfare non è più sostenibile. La trama è su un ipotetico piano del governo, il piano 75, che per arginare quella che è diventata un'emergenza, l'invecchiamento della popolazione con i relativi costi pubblici, mette a disposizione degli anziani poveri l'eutanasia di Stato in cambio di una somma di denaro da devolvere agli eredi. È una realtà in cui anche i legami familiari, così forti nella tradizione giapponese, si sono indeboliti. In primo piano sulla Verità c'è anche questo tema dell'invecchiamento. A proposito di anziani, Carlo Cambi intervista Edoardo Vianello, 84enne, il papà dei Vatussi. Non chiedetemi di cambiare il testo della mia canzone, i miei altissimi negri. Il grande Edoardo Vianello racconta i progetti musicali futuri e torna sui suoi cavalli di battaglia oggi minacciati dal politicamente corretto. Non cambio i miei altissimi negri, in omaggio a un'ipocrisia. Noi lo ricordiamo ancora di più per un'altra mirabile canzone, Edoardo Vianello, fatta con Elio e le storie tese, Gli Immortacci. Era un pezzo memorabile che adesso la regia preparerà, insieme ai Vatussi, naturalmente, perché quello era il testo base. Mentre a pagina 2, sulla Verità di oggi, acqua fluorescente nel Canal Grande, l'unica ecoansia ce l'abbiamo per i teppisti verdi. Salvini che apre a Figliuolo commissario per l'Emilia Romagna, l'abbiamo già visto, e poi attenzione, i dati sul clima sono tutti manipolati, scrive La Verità. Nei database ufficiali gli eventi meteorologici avversi del passato sono sottostimati. Più volte sbagliato le previsioni. Gli esperti dell'ONU sono guidati da un economista, l'IPCC, l'ente delle Nazioni Unite che, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dà la linea ai governi spacciandosi per tecnico, è in realtà pieno di politici.
Intervista al deputato leghista forlivese Jacopo Morrone. Paghiamo lo scotto di province deboli, dopo il loro depotenziamento nessuno fa più la manutenzione delle strade e l'effetto si è visto con l'alluvione. Inopportune le feste a Ursula von der Leyen, Bonaccini commissario no, non ha tempo. Le responsabilità politiche per il disastro in Emilia-Romagna sono evidenti, il clima non c'entra, ma lo ripetono anche gli agricoltori. Me lo ripetono anche gli agricoltori che incontro, dice Morrone. Da segnalare ancora l'intervista a Giampiero Mughini, sempre sulla Verità. È ora di finirla col vittimismo. Anche il PD ha occupato la TV. Storicamente la destra ha avuto meno possibilità di espressione. Quello contro la ministra Roccella era odio e non dissenso. Meloni, prima donna, Schlein, banale. Ho amici di sinistra che hanno votato Giorgia. Le femministe di una volta facevano cultura, quelle che oggi chiedono le quote rosa non mi interessano, dice Giampiero Mughini alla Verità. C'è anche un'intervista al generale Marco Bertolini, 69 anni, già vertice del comando operativo interforze della brigata paracadutisti Folgore, operativo in Libano, Somalia, Afghanistan, perché Zelensky cerca l'escalation. È in crisi di credibilità, dice il generale Bertolini, dopo aver voluto difendere Bakhmut a ogni costo contro il parere dei suoi consiglieri. Con gli attacchi in territorio russo punta a provocare una reazione di Putin e ad allargare il conflitto. Nel momento di massima difficoltà il presidente ucraino ha visitato le capitali europee dove sta aumentando la prudenza verso le sue mosse, scrive La Verità. Dalla Verità ci congediamo poi con un'altra intervista, oltre a Edoardo Vianello, che si tiene stretti i suoi altissimi negri, Davide Cassani. Che brutta figura, la tappa saltata per un po' di pioggia, dice l'ex ciclista e allenatore CT degli Azzurri, commissario tecnico degli Azzurri del ciclismo. Con questo credo che possiamo congedarci dalla Verità. L'ottima Gemma Gaetani si occupa delle virtù della tisana, 2 pagine. Al baro fatta in casa, gli italiani riscoprono le virtù della tisana. In 10 anni i consumi di piante officinali, tipiche della cultura contadina, sono raddoppiati. Caldi o freddi, gli infusi sono salutari, ma anche gustosi. Il responsabile della storica azienda Valverde, Luca Fasano, dice ne esiste una per ogni esigenza, ma attenzione ai tempi di infusione. La camomilla, per esempio, va solo scottata, altrimenti diventa un eccitante. Il bollitore è meglio metterci un coperchio e l'acqua non deve essere clorata. Con ciò lasciamo con la tisana La Verità e andiamo a vedere la prima pagina di Libero. Libero apre quest'oggi con la beffa sulle pensioni, conti da rifare, lo scherzetto di Tridico, somme erogate in eccesso su reversibilità e assegno unico. Il presidente uscente ordina i controlli e chiede indietro i soldi. Il ministro Roccella invece è di spalla, sulla cultura la sinistra è ridotta al salottino di Zoro e compagnia. L'editoriale è di Antonio Socci, per salvare l'Italia riformiamo l'Europa, l'obiettivo di Giorgia Meloni. Il 24 giugno del 74 sul Corriere della Sera Pasolini firmava uno dei suoi scritti corsari, titolo Il potere senza volto. Iniziava chiedendosi cos'è la cultura di una nazione? E nucleava poi le diverse culture e gruppi sociali che componevano l'Italia e concludeva: oggi, quasi di colpo, in una specie di avvento, distinzione e unificazione storica hanno ceduto il posto a una omologazione. A cosa è dovuta tale omologazione? Evidentemente a un nuovo potere. Scrivo potere con la P maiuscola, cosa che Maurizio Ferrara accusa di irrazionalismo sul quotidiano L'Unità, solo perché sinceramente non so in cosa consista questo nuovo potere e chi lo rappresenti. So semplicemente che c'è. Quasi come un rabdomante, commenta Antonio Socci, Pasolini intuiva una trasformazione epocale, sotterranea, che stava iniziando ma che lo induceva a dire che questo nuovo potere ancora senza volto non aveva più a che fare con coloro che fino ad allora sembravano rappresentare un qualche potere. Non lo riconosco più né nel Vaticano, né nei potenti democristiani, né nelle forze armate. Non lo riconosco più neanche nella grande industria, perché non è più costituita da un certo numero limitato di grandi industriali. A me almeno essa appare piuttosto come un tutto, industrializzazione totale, e per di più come tutto non italiano, transnazionale. Era un'intuizione, quella di Pasolini, molto acuta, commenta
Antonio Socci. Ma oggi, 50 anni dopo, questo nuovo potere, che Pasolini riteneva anche caratterizzato da una ideologia edonistica e da tratti sostanzialmente repressivi, ha fatto emergere il suo volto in modo abbastanza chiaro. Possiamo dire che l'identikit tracciato da Pasolini di quel potere ancora senza volto somiglia molto a realtà diventate familiari: la globalizzazione e il potere planetario dei mercati, o il minotauro globale, come lo ha chiamato Yannis Varoufakis in un suo libro. Non solo, ne è emersa anche l'ideologia, che assume la forma di una colonizzazione ideologica, come dice il Papa, e sappiamo che è egemone nelle istituzioni internazionali, dall'ONU all'FMI all'Unione Europea, come nei grandi poteri economici mondiali. Insomma, Giorgia Meloni vuole riformare l'Unione Europea, per farla corta, per salvare l'Italia, scrive Socci. Il piano di Giorgia: il Premier spinge l'alleanza tra conservatori e popolari per guidare la Commissione e restituire poteri e manovra ai governi nazionali. Così la vede Socci. C'è anche Adriano Galliani, 78 anni, Condor rossonero, amico fraterno di Berlusconi, se non sbaglio anche senatore. Io, Silvio e l'avvocato, le memorie di Adriano Galliani. In un libro, ha scritto un libro, L'ottimo Galliani, a pagina 12 c'è il testo, la recensione, l'introduzione: io, Silvio l'avvocato e quei centimetri in meno. Poi arrivò il Milan, l'imprenditore ripercorre la sua ascesa, l'incontro con Berlusconi, la sfida agli agnelli, partita dalla statura, le intuizioni calcistiche da Van Basten a Ibrahimovic. Papà era un segretario comunale, mamma Anna Maria una self-made woman. Fu colei che gli trasmise la passione per il Monza e quella per l'impresa. Morì nel 59, avevo 14 anni, il giorno dopo papà mi disse: Adriano, vai pure, la mamma è contenta se vai a tifare per il Monza. Alla fine il viatico di mamma prese il sopravvento. Aprì uno stabilimento balneare a Vieste, sul Gargano. Servivo Campari, racconta Galliani. Poi divenni socio di un'azienda elettronica industriale, alla fine la comprai, peraltro in modo rocambolesco, facendo una colletta che oggi si chiamerebbe crowdfunding. Sequestro di persona. Che cosa racconta ancora Galliani? Ascolta Rino, adesso ti chiudo qui dentro a riflettere. Ti libererò soltanto quando mi avrai detto ok, resto. Soltanto sequestrandolo, come ha fatto Don Rodrigo con Lucia nei Promessi Sposi, e chiudendolo nella sala dei trofei, Galliani riuscì a convincere Gattuso, Rino, a restare al Milan. Il giochino durò 5-6 ore, alla fine si arrese. Ibrahimovic, eccetera. Con l'incipit del suo libro autobiografico, Le memorie di Adriano G, storia di una passione infinita, edito da PM, Adriano Galliani sceglie di affidare alla penna di Luigi Garlando il compito di risolvere il dubbio di molti, il suo più profondo innamoramento calcistico. Inizia così la recensione del libro di Galliani. In prima pagina su Libero. Sempre dalla prima pagina di Libero, cosa c'è di interessante ancora? Il colonnello Paternò, sono i poliziotti le vere vittime della violenza, nell'intervista a Pietro Senaldi, che volta a pagina 8 per saperne qualcosa di più. L'ex ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, Salvino Paternò, colonnello dei Carabinieri in congedo, già docente di criminalistica all'università, dice che gli agenti sono le vere vittime, abbandonati dai loro capi. Sul caso del trans di Milano, qui continua a fare un caldo atroce in questa sala, l'agonia mediatica spaventa più delle pallottole, la politica vorrebbe farci arrestare i criminali usando l'ipnosi. Falcone e Borsellino furono abbandonati soprattutto dai colleghi, quelli che poi hanno avuto una seconda vita da professionisti dell'antimafia. Insomma, tutte cose risapute. Mentre chiudiamo con ancora un paio di titoli dalla prima pagina di Libero: lo sfregio di Venezia, il colorante nei canali, Erdogan che vince ancora, e infine Vittorio Feltri sull'intelligenza artificiale, che è meglio dell'idiozia naturale. Io non temo la tecnologia, scrive Feltri. Nelle ultime settimane c'è il dibattito sull'intelligenza artificiale, grazie alla quale, poi parleremo con Carla De Bernardi invece della battaglia di Legnano, del 29 maggio 1176, non perdetela, alle 9:15.
Nelle ultime settimane ferve il dibattito, scrive Vittorio Feltri, sull'intelligenza artificiale, grazie alla quale molti problemi che l'uomo fatica a comprendere sarebbe un gioco da ragazzi risolvere. Un esempio banale ma facile da afferrare, tant'è vero che l'ho capito perfino io. Se tu studente devi fare una sintesi ragionata del pensiero di Platone in chiave politica, inserisci nel computer miracoloso l'ordine di eseguire la ricerca che ti sta a cuore e la macchina in pochi minuti ti fornirà in forma perfetta quanto hai chiesto. Sembra un prodigio, è la nuova realtà. E per il momento non è ancora alla portata di tutti, ma lo sarà presto. L'intelligenza artificiale, che è preferibile all'ignoranza naturale, è in grado anche di aiutare i medici nelle diagnosi e perfino gli ingegneri che per edificare un grattacielo ora sono costretti a fare dei calcoli che strizzano anche un cervello attrezzato. Pensate il ponte sullo stretto, quanto facile diventa farlo con l'intelligenza artificiale. Una stupidità, è un gioco da ragazzi. Insomma, come si fa a osteggiare una simile diavoleria che evita all'uomo la scocciatura di doversi impegnare a fondo per realizzare qualsiasi progetto o ricerca utile per eseguirlo? Oddio, qualche rischio. Scrive Vittorio Feltri, per chi si affida all'elettronica complessa per ragionare o per mettere in piedi un'impresa, indubbiamente c'è, ed è quello di impigrirsi al punto da compromettere gran parte delle sue capacità riflessive. Se il mio lavoro faticoso lo può svolgere in poco tempo e gratis la macchina, non c'è motivo che sforzi la mia testa per ottenere un risultato eccellente. A maggior ragione, il discorso vale per gli universitari, attualmente obbligati a sostenere sacrifici per superare esami complessi, mentre un domani sarà sufficiente per loro premere alcuni pulsanti per avere in mano dei documenti utili a passare ogni test. È difficile fare previsioni in questo campo pieno di tecnologie raffinate, però dobbiamo sapere che in linea di massima gli strumenti forniti dal progresso ci hanno agevolato la vita, benché ci abbiano costretto a imparare a usarli correttamente. Pensate agli aeroplani che hanno realizzato il nostro sogno di poter volare. Se non ci fossero piloti preparatissimi, saremmo ancora con i piedi piantati per terra. Noi viventi, argomenta Feltri, abbiamo affrontato di tutto durante la nostra presenza sulla Terra e ci adatteremo, credo volentieri, anche all'intelligenza artificiale, che poi è sempre frutto dell'ingegno contenuto nel cranio di cui siamo dotati. Un'ultima osservazione: molta gente teme i robot e non sopporta che abbiano sembianze umane tali da intimorirla. Essi in effetti hanno movenze simili alle nostre, sono di metallo ma si presentano e lavorano come operai specializzati. A qualcuno fanno paura e non ne accoglierebbero uno in casa al posto di una collaboratrice domestica. Vorrei fornire una tranquillizzazione definitiva. Se proprio un domani questi mezzi meccanici vi spaventassero, potreste sempre spegnerli. Come fate con l'aspirapolvere, scrive Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. Scorriamo velocemente le pagine interne adesso di Libero. L'addio di Fazio l'abbiamo già visto, il colorante nel Canal Grande di Venezia, Tajani e il piano di ripresa, resilienza, PNRR e compagnia bella. Repubblica che si inventa il ricatto europeo sulla fiamma tricolore del partito di Giorgia Meloni, il piano del ministro Valditara, case per i professori e stipendi più alti, Salvini che apre a Figliuolo commissario nell'Emilia Romagna, in pochi che vanno a votare per le amministrative, l'Inps che rivuole i soldi dai pensionati. Questa in realtà è l'apertura di Libero di stamani, l'ultimo scherzetto del presidente Pasquale Tridico, che se ne è andato fuori dalle pelotas il 4 maggio del 2023. Perché rivuole i soldi dei pensionati? Perché prima di lasciare l'Inps, il numero 1 grillino, silurato, fa scattare i rimborsi per le somme erogate in eccesso. Questo lo denuncia Libero oggi in apertura. Mentre c'è l'analisi del professor Giulio Sapelli, ormai siamo una base degli Stati Uniti, sempre meglio che russa, dice l'economista e storico. L'appoggio all'Ucraina segna l'assorbimento dell'Europa nel complesso militare industriale americano. L'anglosfera è diventata dominio mondiale. Quando ha visto gli americani andare via dall'Afghanistan, la Cina ha iniziato a pensare a Taiwan. Alternative al dollaro, e come si può pensare di uscirne? Sarebbe un caos mondiale, sottolinea Sapelli. Su Erdogan che vince ancora abbiamo già detto abbastanza, e poi sempre su Libero c'è una lunga intervista a Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva
e giornalistica, che in TV è stata molto spesso da super quark in avanti protagonista. La scienza non ha colore e la politica la lasci in pace. Siamo nati per capire, ma per capire dobbiamo sapere. È quindi necessario costruire quella che io chiamo la cittadinanza scientifica, dice ineccepibilmente anche lei da par suo la professoressa Gallavotti. Nella pagina di cultura di Libero, invece, Donatello Bellomo ci porta nei pressi di un grande scrittore, Louis Ferdinand Céline. Il libro si intitola Guerra, la guerra di sangue e fango di Céline. Esce il primo scampolo di manoscritti sottratti dalla casa dello scrittore francese. È un capolavoro che supera anche le aspettative, questo inedito rubato e ritrovato. Guerra, edito da Adelphi, segna il ritorno di un narratore senza confronti nel XX secolo. Nel settembre del 1930 Céline scrive in una delle 28 lettere a Joseph Garcin: ma io ho dentro di me una riserva di 1000 pagine di incubi e quello della guerra è il primo. In questo fango e questo sangue e questa merda e questa coglionaggine degli uomini. Nel fango e nel sangue, ferito al braccio e alla testa, Bardamu, che si rivolge ai lettori con il V, nel fragore che gli rimbomberà nel cranio fino all'ultimo, nella catalessi schiantata dagli obici sotto il diluvio, tocca il cadavere di un commilitone semisommerso in una pozzanghera. Si rialza, si allontana nella notte, un soldato inglese lo sorregge verso il campanile di Ypres. Insieme riguadagnano le linee alleate. Si è vergini della voluttà come dell'orrore, anche qui nelle Fiandre, dove il brigadiere Ferdinand, ferito il 27 ottobre del 14, in un loop di fedeltà letteraria e infedeltà di cronaca, sinapsi autobiografica e creazione, narra la convalescenza fino alla partenza per Londra con una prostituta e il suo attempato cliente benefattore. Questo in sintesi, in introduzione, il testo Guerra di Louis Ferdinand Céline, appena ripubblicato perché sottratto, un inedito sottratto dalla casa dell'autore di Céline. Con ciò lasciamo pure Libero e adesso andiamo velocemente a vedere anche i due settimanali economici e finanziari del lunedì. Repubblica, Affari e Finanza apre questa mattina, poi facciamo una pausa musicale, con il welfare, l'ombrello degli italiani. Lo Stato spende oltre 600 miliardi all'anno, ma li spende male. Il ruolo delle aziende, il benessere dei dipendenti come fattore di produttività. Da pagina 2 a pagina 11 c'è un interessante approfondimento su Repubblica, Affari e Finanza del settore dell'assistenza, del welfare nel senso lato. L'Italia spende tanto, ma spende male. Assistenza e benessere. Fine del reddito di cittadinanza, il reddito è stato smantellato, quest'anno e il prossimo costerà ancora 7 miliardi all'anno, poi i costi scenderanno. In ogni caso, quest'anno 2023 l'Italia spenderà 632 miliardi, erano 610 l'anno scorso, per previdenza, sanità, istruzione e politiche sociali, cioè per il welfare state nel suo complesso. Lo Stato sociale costa oltre la metà del budget pubblico, quasi un terzo del PIL. Eppure la sanità è al collasso, la povertà aumenta e nell'istruzione siamo tra i peggiori al mondo, scrive Repubblica, Affari e Finanza, con un corredo di tabelle, di numeri molto interessante. La spesa pubblica per il welfare è ripartita nei 4 settori principali di attività: previdenza, sanità, politiche sociali e istruzione. Tanto per avere un'idea, nel 2022 la spesa per previdenza è arrivata a 297 miliardi e qualcosa, sono stime, nel 21 erano 286. Sanità, 134 miliardi, erano 127,8 nel 21. Politiche sociali, 112,3, erano 111,6 l'anno prima. Istruzione, 71,4 miliardi. 48% della spesa se ne va in previdenza, per quanto concerne l'istruzione è l'11,6, il 21,8% la sanità, politiche sociali il 18,2%, questo nel 2022. In totale, appunto, abbiamo una spesa sociale nel suo complesso in questi 4 macro settori di 632 miliardi. Il secondo articolo è dedicato in particolare all'organizzazione del settore sanitario per superare l'eredità del Covid. Il 15% degli adulti ha dovuto fare i conti col disagio psicologico. E poi all'Italia in 10 anni serviranno 3 milioni e mezzo tra giovani e donne. La popolazione
minaccia il welfare state, lo Stato sociale. L'unica soluzione è far entrare nel mercato del lavoro chi oggi ne è escluso, grazie all'aiuto dei privati, scrive ancora Repubblica. Affari e finanza, e poi ancora un focus sul mondo del lavoro, non soltanto uno stipendio fisso e giusto, ecco cosa cerca chi cerca lavoro. A rendere appetibile un posto sono aspetti che un tempo venivano considerati secondari, come le relazioni tra colleghi o che non esistevano, come il welfare. Così su Repubblica, Affari e Finanza. Prima di fermarci, se ce la facciamo, diamo uno sguardo rapido anche all'economia del Corriere della Sera, che apre, lo vediamo subito, e poi ci fermiamo con l'amministratore di Telecom, Pietro Labriola. Telecomunicazioni, la sfida tra mercato difficile e azionisti riluttanti. Questo è l'argomento d'apertura. Qui Parlamento. E come tutti i lunedì abbiamo il piacere di avere con noi Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno e grazie Riccardo. Buongiorno, saluto a tutti. Allora, andiamo subito al calendario di questa settimana, che vede anche la festività del 2 giugno, festa della Repubblica, l'abbiamo ricordato prima, mentre oggi è la battaglia di Legnano che campeggia, ne parleremo dopo alle 9:15 in dettaglio con la nostra Carla De Bernardi. In ogni caso, al di là di questo, che cosa succede questa settimana alla Camera? Io ho sotto gli occhi il sito della Camera dei Deputati, mozione caro affitti studenti fuori sede, attuazione PNRR, è il titolo. Ma lascio subito a te la parola. Sì, questi sono due provvedimenti che sono stati richiesti all'ultima capigruppo da PD e 5 Stelle, perché questa è una settimana abbastanza leggera dal punto di vista parlamentare, perché i provvedimenti più importanti, i decreti, sono ancora al vaglio in commissione, in particolare il decreto sulla pubblica amministrazione. Si sta ancora lavorando su quello in commissione, quindi non è ancora pronto, e per cui il calendario è riempito dalla ratifica di trattati internazionali, c'è poi il testo unico sulle professioni educative, e poi insomma per avere qualche argomento politico di discussione in più, visto che questi sono temi assolutamente tecnici, l'opposizione ha chiesto di inserire questa mozione sul caro affitti, e se ci sarà la discussione generale non si voterà ancora un'ennesima mozione sul PNRR, su cui oggettivamente abbiamo già detto davvero tutto, quindi insomma c'è un PD a corto di idee che continua a battere sullo stesso argomento, ma insomma in maniera molto sterile e strumentale. Ecco, Riccardo, a proposito di affitti, case, il ministro Valditara ieri ha accennato alla possibilità di case per gli insegnanti e di aumenti stipendiali. Come fare? Beh, ecco, ad esempio come fare un grande tema su cui la sinistra, che ora sta cercando in qualche modo di fomentare questa protesta degli studenti, del caro affitti, eccetera, è che noi abbiamo già speso tantissimo per rilanciare l'edilizia. Io voglio ricordare che 120 miliardi ci sono costati i bonus fiscali a partire dal super bonus, che però non hanno avuto l'effetto che si sperava sulla riqualificazione del patrimonio immobiliare o sulla riqualificazione delle aree più degradate delle nostre città. E sono soldi con cui i ricchi hanno potuto rifarsi la seconda e la terza casa, andare in montagna, perché questo è stato il super bonus. Ma se noi quelle risorse le avessimo destinate a un grande piano di edilizia popolare, di riqualificazione delle case popolari che ci sono, di costruzione di residenze universitarie, di costruzione di alloggi per insegnanti a canone agevolato, avremmo sicuramente speso molto meglio quei soldi e comunque fatto lavorare l'edilizia. Come fare quindi? Beh, insomma, bisogna evidentemente lavorare in questa direzione, cioè è necessario costruire una cultura universitaria con i campus, il modello anglosassone. In Italia ce ne sono alcuni, ma in molte città in realtà ancora non ci sono, e in qualche modo creare dei quartieri anche dal punto di vista urbanistico dedicati all'università, agli studi, dove ci siano degli immobili destinati a questo, insomma. E certo che per farlo servono serve o investimenti pubblici o una partnership con i privati,
che in qualche modo garantiscano un rapporto di continuità con lo Stato, che può magari pagare gli affitti a dei canoni concordati e poi darli in concessione a insegnanti e studenti. E tra l'altro io stavo ascoltando dati, ho visto dati che riguardano anche il pubblico impiego, e una città come Milano, che è sempre stata attrattiva, molti, diciamo, anche dipendenti pubblici rifiutano il trasferimento a Milano perché non ci si può più vivere, visto che gli affitti sono altissimi, la città costa tantissimo. Ecco, ma la domanda di fondo è: la politica può fare qualcosa o è semplicemente il mercato, bellezza? Certamente è il mercato. Milano, come Roma, Ho visto robe assurde, cioè 25 metri quadri vicino a casa mia, che era una zona popolare una volta, 250.000 euro. Cose da pazzi, diciamo, inavvicinabili. Milano ha dei prezzi fuori controllo, come ce li ha Roma nel centro, e come ce li ha Firenze, le grandi città. Questo è causato in parte dalla politica, diciamo, degli affitti brevi. Questo è innegabile, nel senso che chi ha fatto in passato degli investimenti, chi ha qualche appartamento nel centro di queste città, trova molto più conveniente inserirlo nella rete degli affitti brevi per i turisti rispetto ad affittarlo in maniera permanente a una famiglia, perché insomma basta fare due conti: con gli affitti brevi si può arrivare a prendere anche per una stanza 300 euro a notte nei periodi di punta, e 300 euro in un affitto, insomma, magari l'affitto di un mese, ecco. Quindi è molto più conveniente quello, e su quello forse una regolamentazione, perché è il mercato bellezza vero, ma insomma lo Stato dovrebbe anche fare lo Stato, quindi una regolamentazione più stringente su queste app tipo Airbnb, eccetera, secondo me andrebbe fatta, ecco. È vero che ognuno col suo immobile può fare quello che vuole, ma insomma bisognerebbe in qualche modo regolamentarla un po' meglio questo tipo di attività, perché diversamente si creano queste speculazioni assurde. Detto questo, è chiaro che non si può fissare per legge il prezzo di un immobile. Se a Milano gli immobili costano così tanto è perché Milano ha grande richiesta. A Milano come a Roma ci sono immobili che vanno sulle app, sui siti di vendita immobiliare, ci restano poche ore perché vengono subito comprati, quindi c'è molta richiesta. E questo è un po' caratteristico di tutte le grandi città, delle grandi metropoli europee, nel senso che Milano sta concentrando su di sé il meglio dell'imprenditoria, il meglio dell'intelligenza, il meglio di tutte le forze dinamiche del paese, e questo è un vantaggio certamente per Milano, perché diventa una città sempre più produttiva, sempre più innovativa, sempre più moderna, ma purtroppo l'altro lato della medaglia è che il centro di Milano diventa di fatto inaccessibile. Beh, non solo il centro, diremmo, perché in realtà sta sbattendo fuori questa città le persone normali a beneficio dei super ricchi o dei fondi arabi, inglesi, americani e via dicendo. È così che quello che succede a Londra, quello che succede nelle grandi metropoli, questo purtroppo è la globalizzazione, purtroppo è una cosa che abbiamo già visto da tutte le parti, se non, limitarlo è praticamente impossibile. Quello che può fare lo Stato, penso, sia fare quello che ho detto prima, cioè limitare l'attività degli affitti brevi, quel tipo di attività lì, quindi la destinazione degli immobili dei privati. Però insomma, se c'è una domanda di chi ha grande disponibilità per insediarsi nel centro di Milano, insomma, da una parte dovrebbe farci piacere, ma dall'altra c'è purtroppo questo problema, come giustamente dici tu, il milanese che a Milano c'è nato e cresciuto deve spostarsi fuori. Allora, abbiamo pochi minuti, ma due cose almeno le affrontiamo. La questione del PNRR, siamo ancora lì, no? Ci siamo sentiti 3 settimane fa, ma cos'è cambiato in soldoni? Che cosa se ne fa di questa massa di soldi, gran parte prestiti da restituire? Tutti dicono che sono super convenienti, poi si vedrà quando bisognerà restituirli, ma in ogni caso di questi soldi cosa ne facciamo, come li impieghiamo, li avremo, non li avremo, si rassicura da parte del governo, si attacca da parte dell'opposizione. Poi c'è il tema del capo dello Stato o dell'elezione diretta del capo dello Stato. Matteo Salvini è incline più a pensare che sia meglio eleggere direttamente il Presidente del Consiglio e garantire la legislatura più solida. Non si toccherebbe in questo modo il ruolo del capo dello Stato. È una questione di attualità o è l'eterno cantiere delle riforme all'italiana, che è tipo Aldo Bozzi 1983 e siamo ancora qua? Allora, sulle riforme diciamo che la questione è molto politica, nel senso che, dico male, ma Fratelli d'Italia, visto che la Lega sta andando avanti sulla sua riforma, che è la riforma dell'autonomia differenziata, e voglio ricordare una riforma che non richiede una legge costituzionale perché è l'applicazione della Costituzione,
io credo che ci sia molto di politico, perché mentre noi possiamo in qualche modo rivendicare che stiamo andando avanti su quella strada, poi insomma da lì ottenere il risultato vedremo cosa succederà, ma sicuramente il cantiere è avviato. Anche Fratelli d'Italia doveva dimostrare di fare la sua di riforma, che era quella del presidenzialismo. Nel programma elettorale c'era l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, vi ricorderete anche insomma dopo l'elezione di Mattarella che insomma non andarono giù teneri, quelli di Fratelli d'Italia, in primis il Premier Meloni sull'argomento, e parlarono esplicitamente di elezione del Presidente della Repubblica. Ora si è virato verso l'elezione del Presidente del Consiglio. E su questo noi non abbiamo messo chiaramente veti, e la posizione che abbiamo espresso è la stessa che esprime Salvini, cioè che può anche andare bene l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma serve ovviamente un sistema di equilibrio che permetta al Parlamento di svolgere il suo ruolo. Tradotto, il Parlamento non può essere sotto scacco del Presidente del Consiglio eletto, che quando decide si dimette e si va tutti quanti a casa come se fosse un sindaco, perché in questo modo diciamo che il ruolo del Parlamento sarebbe completamente svilito, non avrebbe più il modo di indirizzare e condizionare il governo in nessun modo. L'ipotesi è di inserire nella riforma la cosiddetta sfiducia costruttiva, e quindi questo permetterebbe di contemperare l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dal popolo, ma insomma se ci sono poi dei problemi a livello parlamentare, il Parlamento deve farsi carico, a sua volta eletto dal popolo anche il Parlamento, ricordiamolo sempre, farsi carico di fare diciamo una proposta alternativa a quel Presidente del Consiglio per garantire la maggioranza. Ecco, questo credo sia un buon equilibrio. Tema del PNRR, Sì. sempre lì perché Meloni e Fitto continuano a dare garanzie sul fatto che l'Europa darà l'ok alla ricontrattazione del PNRR. Ormai sulla ricontrattazione del PNRR sono d'accordo tutti, insomma io ricordo che sono stato pesantemente criticato da una parte e apprezzato dall'altra quando ho detto ma insomma qua piuttosto che spenderli male meglio non spenderli, bisogna ricontrattare. Ecco, adesso anche il PD dopo la tragedia dell'Emilia Romagna dice sì, dobbiamo ricontrattare il PNRR per usarli per il dissesto idrogeologico, e quindi tutti quanti si sono resi conto che forse non è stato programmato nel modo migliore. Se l'Europa effettivamente darà l'ok, su questo io non posso avere fonti certe, adesso che leggiamo sui giornali, quello che leggiamo sui giornali non è molto rassicurante. Detto questo, però se Fitto e la Meloni continuano a ripetere che l'accordo ci sarà, immagino abbiano avuto garanzie dalla von der Leyen. A proposito di PNRR, il sottosegretario leghista Freni ha detto circa i controlli, basta Corte dei Conti, meglio l'Unione Europea. Qui siamo ancora un passo in là. Controlli successivi, diciamo, rispetto alle cifre impiegate, eccetera. Tu sei d'accordo sulla ridiminuzione dei poteri della Corte dei Conti? Sì, perché di fatto quello che dice Freni è che in questo momento c'è un doppio controllo, perché non è che se ti controlla la Corte dei Conti non ti controlla anche l'Unione Europea, quindi tanto vale effettivamente per sburocratizzare meglio avere un controllo unico da parte della Commissione Europea che averne due, quindi avere il fronte nazionale della Corte dei Conti che può farti le pulci e in più avere anche il controllo della Commissione Europea che comunque c'è. Bene, e d'altra parte c'è il procuratore generale della Corte dei Conti che oggi su Repubblica invece naturalmente e comprensibilmente difende il proprio operato, un po' con un'enfasi un po' retorica, dice siamo un presidio di democrazia. Si vedrà. Sì. Sul presidio di democrazia, diciamo, chi fa l'amministratore locale sa che certo, la Corte dei Conti a volte evita diciamo che delle situazioni degenerano, altre volte però insomma mette le amministrazioni locali in grave difficoltà anche quando si cerca di fare le cose nel modo migliore, quindi insomma dipende poi sempre come si interpretano le normative contabili. Ultima cosa, esperienze diverse. Ultima cosa, Riccardo, in questo filone di ragionamento vedo che l'ex ministro Tremonti, prendendo spunto dalla questione del PNRR, dice insomma questa qui è la strada per cui arriveremo agli eurobond, cioè ad emettere titoli di debito pubblico non più su base nazionale ma sostanzialmente europea, no? Titoli di debito pubblico europei, che è un sintomo di sovranità, quindi arriviamo mano a mano anche all'unione politica, dice Giulio Tremonti. Ecco, tu vedi il PNRR come la strada per arrivare a un'Europa sempre più forte come entità politica ed economica? Ma così è come è stato raccontato, cioè il PNRR si è raccontato che è la strada verso il debito comune, gli eurobond, eccetera. Sì. In realtà non è proprio così. Allora, certamente il PNRR è uno strumento che va più in quella direzione rispetto ad esempio al MES. Al MES siamo, la dico male, quasi allo strozzinaggio, nel senso che è un rapporto privatistico totale con un creditore, lo Stato un debitore che viene
in qualche modo turlupinato dal suo creditore, quello è il MES. Il PNRR cos'è stato? Non è che sono emessi dei titoli di debito comune, sì, lo si è fatto con i paesi più forti economicamente che hanno dato la propria credibilità, sui mercati per far raccogliere questo debito, però insomma questi fondi che sono stati assegnati ai vari paesi hanno dei forti vincoli, nel senso che prevedono, proprio come il MES, ecco, da una parte l'origine dei soldi è diverso perché sono stati reperiti sui mercati e quindi sono titoli di debito comune, questo sì. D'altra parte però hanno le stesse condizionalità che avrebbe ad esempio il MES, con la famosa, pensiamo all'agenda della Grecia. Ecco, il PNRR non è molto diverso, perché sono soldi che ti vengono dati, raccolti da tutti i paesi europei insieme, ma per fare quello che ti viene detto con delle condizionalità molto forti. Quindi non è proprio la strada verso l'Europa solidale e sociale di cui pensiamo, è un pesante rafforzamento dell'intrusione dell'Europa nelle politiche nazionali questa strada, quindi sarei un po' meno entusiasta. Ecco. Non sei triste che Fazio se ne va, Fabio? Ma io sono contento per lui perché, quanto ho capito, va a guadagnare un sacco di soldi in più, quindi diciamo che tutta questa tristezza per il povero miliardario Fazio che va a lavorare in un altro posto e a prendere ancora di più, onestamente non la capisco, penso sia contento anche lui. Ecco, non credo che ci sia chi si strappa i capelli. Va bene, chiudiamo. A me sta simpatico perché è sampdoriano, purtroppo sono ragazzi Fazio dalla comune passione calcistica, quindi, però insomma credo che abbia di che essere contento di andare a fare quello che farà. Bene, chiudiamo con una citazione di un grande autore, un letterato celeberrimo italiano, Roberto Saviano, che ha parlato di voi che siete al governo come l'esercito delle facce di culo. Questa è la cultura italiana, Fazio e compagnia cantante. Grazie a Riccardo Molinari. Sempre educato. Grazie, un saluto a tutti. Un saluto a tutti. E adesso finalmente ritorniamo con, tra pochissimo, Carla De Bernardi, La grande città, e una grande data, quella che abbiamo già enucleato, visto che verbo raffinato che vi usa il vostro conduttore preferito poco fa. Qui Parlamento. Avete ascoltato